Ciao a tutti amici vicini e lontani, bentornati sul canale, benvenuti nei Colli Euganei, benvenuti ad Arqua Petrarca, il borgo del poeta. E oggi proverò a fare un percorso, un sentiero escursionistico di circa una ventina di chilometri. Si chiama Sentiero a Testino, è uno dei sentieri più rinomati della zona. Venite con me, che anche oggi sarà una bella giornata da scarpinare un bel po'. Quindi seguitemi, che ci sarà da divertirsi. Vamos! Bene, allora un paio di informazioni. Ho parcheggiato al parcheggio a pagamento vicino al bar Ventolone, qui sotto ad Arqua Petrarca. Sono salito dove c'è un capitello, ci sono delle indicazioni. Lì si prende la destra, ci si mette nel sentiero a Testino vero e proprio, che è segnalato con il numero 3. Il sentiero è spiegato molto bene, si vede proprio una buona panoramica da qui. E adesso si prosegue scendendo di qua. Questo sarà un bel giro che prende un comprensorio importante dei Colli Euganei, perché sono partito da Arqua Petrarca, adesso vedo l'indicazione per Val San Zibio e quindi è una bella camminata su delle zone ricchissime sia a livello geologico sia a livello storico, ed è importante viverle, e quindi io vi auguro di poter fare altrettanto, sperando di stimolarvi anche con questo video. Dopo una discesa c'è sempre una salita, e dopo una salita c'è sempre di nuovo un'altra discesa. Mi sa che il giretto di oggi sarà un continuo saliscendi e per le gambe sarà uno spettacolo. Bello bello! Primi chilometri assolutamente godibili, strada segnata bene, in mezzo al bosco, molto tranquilla. Sì, la salitina che ho appena affrontato è, devo dire, simpatica, e me ne aspetto di altrettante lungo questo percorso. Siamo ridiscesi, quindi ci troviamo a Val San Zibio, Calto Callegaro, e adesso si va verso casa del parroco, poi si andrà sul Monte Fasolo e proseguiremo sempre per il sentiero numero 3. Località Casa del Parroco, passa anche il cammino di Sant'Antonio. Noi seguiamo sempre il sentiero numero 3 che ci porta ancora in su.
sulla salita verso il Monte Fasolo e immaginavo che potenzialmente sarebbe stata una delle salite più toste della giornata, quindi consiglio spassionatamente di prenderla con delicatezza, che è quello che sto facendo io, anche perché ci sono un sacco di bikers che scendono a una velocità folle in gruppi di 3 o 4, quindi veramente andateci tranquilli su di qua e attenti. Ciao ragazzi, ciao. Bel percorsino, però fino ad adesso non si apre niente, solo camminare dentro nel bosco, che per carità non è male, però anche l'occhio vorrebbe la sua parte. Signori, quando arrivate in prossimità dell'attacco della salita del Monte Fasolo, dove c'è anche una enoteca, si arriva a questo cartello, quindi chi vuole può tornare a andare qua a Petrarca facendosi solo metà del giro, oppure si prosegue come faccio io, ma ve lo racconterò nel prossimo episodio. Io per questa parte del primo episodio del giro del sentiero a Testino vi saluto qui e ci vediamo alla prossima. Io intanto lo proseguo, quindi attendete la settimana prossima. Intanto iscrivetevi al canale, scrivetemi i vostri commenti, like, le solite cose belle, le interazioni social che ci piacciono tanto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.